Allora, anche oggi parliamo di Instinto, questo prodotto di grande successo. Today we'll talk again about Instinto, a very successful product, a mineral product, totally natural and breathable, lime-based only, whose most successful application is pietra spicata. This effect is rapidly spreading. Effetto che sta dilagando. Today we present it in its vertical version, and we add a grout line as if there were marble slabs. In verticale e in più mettiamo una fuga a indicare come se fossero delle lastre di marmo. Un effetto molto carino, molto bello. As always, everything starts with the application of Primus. Per il Primus. Eccoci, il Primus adesso è Now asciutto. Primus is dry and we can proceed with the application of Instinto. We'll apply it with the notch side of the spatula, which provides the right quantity of product, and then we'll polish it with the smooth side. Poi andiamo a lisciare con la parte liscia. Ecco, allora adesso il prodotto è ben steso, andiamo a disegnarlo con il solito Now the product is applied, and we're going to draw a pattern as if there's an intersection of marble slabs. fare proprio delle righe, faremo un po' mescolare, come se fossero delle lastre di marmo che in qualche modo si intersecano. Quindi dobbiamo sapere dove andremo a fare la riga e fare un disegno che ci permetta appunto questa visione a lastra. Bene, passata quasi un'ora. Well, it's been almost an hour, and the product is beginning to stretch, as we literally say in slang. We polish it with the other side of the spatula, and if necessary, we spray a bit of water. Ecco, siccome a me piace bella I liscia, like this pietra spicata to be very smooth, because it must look like marble. And this polishing phase is vital, because Andrea uses that paste resulting from compacting to cover any holes. This if we want a very smooth effect, of course. va a chiudere, a compattare e quindi rende ancora più liscio l'effetto marmoreo che andiamo a cercare. Allora è passata. After an hour, it's still wet, but this is the right time to press it harder to make it smooth. Per tirarlo bello liscio. Ecco Andrea, è bello quello che stai facendo, mi piace perché ci Andrea, I love what you're doing because there are many smooth areas. And then, with the grout line, the job will be perfect. sono proprio un bel marmo. Qui poi magari ci infiliamo dentro la fuga, abbiamo un lavoro perfetto. Ecco, ma Is it still that paste? Look how beautiful it is. It makes everything smoother. liscio, perfetto. Bello, adesso è il momento per fargli la fuga, no? Well, now it's time to proceed with the grout line. So we use a straight edge. The size depends on the wall. And with the awl, we draw a line. Very simple. Punteruolo, facciamo la riga, niente di più semplice. Ecco, ci siamo quasi alla fine, perlomeno. Now it's nearly finished, we can still press a bit more to have a very shiny marble effect.
Of course, I'm not going to do this if we want a more rustic effect, but I like it a lot and it's beautiful when it's marble-like. Questa passata non la darò, però a me piace molto perché questo è bello quando è marmoreo. Andrea, hai fatto un buon lavoro, bravo, è molto liscio. Andrea, you did a great job. It's very smooth. Now we can apply Gioia 30% diluted. Vero? 30%, benissimo, così entra meglio e scorre di più. Buono, vediamo. Bene, Gioia asciutto, adesso gli diamo un po' di colore. Dove? Now Gioia is dry and we apply a little bit of colour, mainly in the veins. I'll help you with the spray so we leave a mark only in the vein. Per darti una mano con lo spruzzino sono qua io a lavorare. Track, andiamo a portar via e lasciamo il segno solo nella vena. A questo punto, se vogliamo, giustamente, possiamo... At this point, if we want, we can make the veins stand out, in this case using glitter. We take a small brush, pass it on the vein, and then, with a wet cloth, we remove what's in excess, so we'll have just the clean, colourful vein. Ecco, bellissima questa... Wonderful! It looks like a marble slab, embellished with a vein of crystals. It's exactly a marble effect. Arricchita con questa vena di cristalli, quindi è totalmente naturale, ha proprio un effetto veritiero, non si riesce a vedere nella telecamera ma dà proprio la sensazione del marmo. A questo punto può essere protetta con vetro o con vetro opaco. At this point it can be protected with vetro or vetro opaco. The colour choice is up to you. L'utilizzo di colore, quindi a voi la scelta del colore, il catalogo vi dà delle indicazioni. Queste vene possono essere fatte in diversi colori, quindi tutto quello che bisogna mettere dentro ancora è la vostra fantasia. Have fun. Buon divertimento.